anche il saluto del commissario provinciale senatore Bricolo, del senatore Cagnino Luciano, dei due onorevoli Pitongi e Goisis che mi hanno pregato appunto di dare il benvenuto a Luca e un saluto cordiale a tutti voi. Mi hanno anche pregato ovviamente di fare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri. In quel libro si parla di etica, di cibo, di no agli OGM, di battaglia contro le multinazionali, insomma le recensioni si vedono di reddito da Mondadori, e oggi è il primo giorno, per cui ho pensato che durante il mio giro in Veneto, siccome parla anche di Veneto, parla di Lega, parla di contadini, parla di preoccupazioni che hanno le mamme rispetto alla sicurezza alimentare, c'è qualche citazione di filosofia, magari c'è, noi juristi di solito dicono che non sappiamo ste robe, ho cercato di mettersi dentro anche qualcosa. Ho ripercorso un po' la storia anche di Adriano, cioè, libro che io amo di più, hanno i loro figli che frequentano le nostre scuole, ma non sicuramente prima quelli che sono arrivati ieri mattina, stamattina o 3 giorni fa, che pretendono di avere i diritti dei nostri lavoratori che magari sono licenziati e sono senza lavoro. È un momento di grossa preoccupazione, poi chiudo, evito, cioè io non penso che nelle conferenze stampa si debbano fare grandi discorsi, e la preoccupazione principale che ho è la disoccupazione. Noi abbiamo avuto circa 500.000 disoccupati, questo governo in tempi non sospetti, quando qualcuno si preoccupava ancora degli investimenti in borsa, penso del settembre 2008, agosto 2008, noi già predisponevamo un bilancio a tutela del reddito delle famiglie. Vi ricordo che questo governo ha accantonato 9 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, che detta in soldoni vuol dire scegliere di lasciare il potere di acquisto, cioè il reddito sulle le banche sono sempre state a fianco delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori, dei nostri imprenditori. Noi siamo preoccupati di quelle banche dove il bene fondi, cioè la richiesta di informazioni sulla persona che ha bisogno di soldi, passatemi questa definizione, non la si fa più con la telefonata al prete, al medico del paese, al notabile del paese, ma la si fa con una telefonata che parte da Padova, va a Milano, in Lussemburgo, alle Cayman, passa per New York, torna in Olanda, arriva a Bologna e arriva la risposta a Milano che trasmetterà a Padova. Noi non siamo abituati a questo, noi non siamo terra di conquiste, perché vi ricordo che le nostre banche nascono come realtà di mutuo soccorso a metà del 500, nascono come la volontà di fare in modo che chi non ha di che vivere abbia un aiuto, diventano poi i primi soci di tutti i nostri imprenditori, perché se c'è successo in questo territorio lo dobbiamo agli istituti di credito che sono sempre stati presenti. Ringraziamo le banche di credito cooperativo, ringraziamo le banche popolari, ringraziamo anche molte banche nazionali, ma non ci possiamo dimenticare che oggi le banche devono essere chiamate ad essere al nostro fianco come prima. Lo dico in un momento nel quale mi preoccupa il fatto che ci sia il massimo rappresentante di Unicredit che dice che alle Olimpiadi del Veneto sceglie quelle di Roma. Cioè risponde a noi veneti che abbiamo dato e donato le nostre migliori banche, dove il primo socio di Unicredit è Cari Verona, si sceglie